Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Dietro le quinte del Napoli sta nascendo qualcosa di straordinario. Secondo l'esperto di trasferimenti Gerardo Fasano, il Manchester United è interessato a Victor Osimhen e sarebbe disposto a offrire Joshua Zirkzee come parte dell'affare. Tuttavia, il Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis, continua a preferire una proposta economica più diretta e sta valutando le varie offerte che potrebbero arrivare. Per Osimhen c'è anche la possibilità che rimanga in Turchia fino al termine della stagione, il che darebbe al club più tempo per organizzare un sostituto adeguato. Inoltre, Conte ha posto il veto all'idea di portare Simeone e si vocifera che Raspadori potrebbe essere ceduto, reinvestendo i soldi in rinforzi. In difesa, il Napoli continua a tenere d'occhio Dorgu e Bonni, giovani promesse che sono stati titolari nelle loro squadre attuali e che potrebbero essere aggiunti alla rosa partenopea per rinforzare la squadra da gennaio, con l'attenzione ad una formazione sempre più strutturata per massimizzare il rendimento di Lukaku. Si ipotizza che Kvaratskhelia possa lasciare il Napoli, ma non per la Juventus, perché il club non tratterebbe mai con una diretta rivale. Questa possibile partenza apre la necessità di valutare opzioni per rinforzare l'attacco al fianco di Lukaku, considerando il futuro della squadra. Vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi del Napoli. Pensate che scambiare Osimhen con Zirkzee con il Manchester United sarebbe una buona mossa? E Dorgu e Bonni, pensate che possano essere i rinforzi giusti per gennaio? E per quanto riguarda il futuro di Kvaratskhelia, preferireste che rimanesse al Napoli o pensate che sia il momento giusto per scambiarlo? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e, naturalmente, non dimenticate di mettere mi piace e di abbonarvi per rimanere aggiornati su tutte le notizie e le speculazioni sul nostro amato Napoli.